Presidente Andrea Bossi, le farei un'ultima domanda, proprio anche a fronte di quello di cui ci ha appena parlato. Possiamo porre in qualche modo a confronto, data la sua conoscenza, il mondo dell'idrogeno verso il mondo di, diciamo, energetico di derivazione carboniosa, anche dando, se possibile, un'idea magari di qualche cifra per capire anche il livello di convenienza, perché alla fine dei conti dov'è che si comincia a avere, diciamo, anche un break even, insomma, un vantaggio avere l'idrogeno e anche magari qualche idea di tempistica che immagino saranno assolutamente accelerate a fronte della necessità di energia che c'è in questo momento e a fronte della guerra in Ucraina. Allora, partiamo da un dettaglio per comprendere, per vedere già la convenienza dell'idrogeno ad oggi. Si consideri che oggi l'idrogeno verde consegnato è il più costoso che vedremo mai nella storia, ovvero da qui in poi i prezzi tenderanno progressivamente a ridursi, ma in modo significativo, prima dimezzarsi, poi dimezzarsi nuovamente e infine diventare competitivi ancora prima della certificazione environmental, quindi del consumo di CO2 fatto da altre molecole, quindi meramente come costo industriale. Ma possiamo già osservarlo. Se noi andassimo a fare rifornimento di idrogeno verde in un distributore del nord Italia, potremmo, senza fare pubblicità a qualche produttore di autovetture, ma pensiamo a una macchina giapponese che in questo momento è la più diffusa sul mercato, carica 6 kg di idrogeno. Questi 6 kg di idrogeno costerebbero meno di un equivalente pieno da 60 litri per una media berlina di diesel, circa un 20-25%. Facendo sugli Quindi già 800, oggi 700 km, 800 km? sì, con una performance chilometrica praticamente Paragonabile. confrontabile, differenza di pochi punti percentuali in più o in meno a seconda dello stile di guida. A questo punto noi già oggi osserviamo, rebus extantibus, che l'idrogeno a un prezzo che sarà il più alto che noi ricorderemo nella storia è conveniente rispetto all'approvvigionamento di CO2. Incredibile. Questo senza considerare l'impatto ambientale che ha avuto quella molecola carboniosa per essere consegnata nel serbatoio di un'autovettura, quindi fermandosi meramente al mero costo per il consumatore. Questo è dal punto di vista del dettaglio, quindi quello che possiamo osservare tutti i giorni. Poi possiamo osservare il quadro più ampio, che è quello che forse in realtà interesserà veramente tutti alla fine. Noi oggi abbiamo un sistema di consegna di molecole carboniose diffuso dalle nostre abitazioni con il gas, le autovetture nelle strade, le navi, gli aerei, la grande industria. Questo sistema che noi osserviamo non è un problema, è un'opportunità per il sistema industriale e dei consumatori. Noi abbiamo un sistema distributivo perfettamente rodato, che è la nervatura, forse il sistema circolatorio del sistema, che consegna energia a tutti. Benissimo, noi dobbiamo utilizzare questo sistema che esiste e traghettarlo verso la transizione verde, integrando la tecnologia e le specialità di processo dell'idrogeno. Faccio un esempio pratico. Noi a Venezia abbiamo già un progetto finanziato dall'Unione Europea, piuttosto rilevante come quantitativo, per il liquid natural gas, quindi per la consegna di gas naturale. Benissimo, dopo un lungo processo di analisi e verifica abbiamo individuato con un aumento di costo che possiamo stimare del 5% sull'investimento pianificato e già finanziato, possiamo renderlo hydrogen ready. Quindi noi avremo una infrastruttura per la consegna e lo stoccaggio del gas, che potrà parimenti ricevere anche idrogeno sui vettori intermedi, e quindi noi tratterremo all'interno del perimetro anche di competenze occupazionali, di investimenti in capitale fisso, quanto fino ad oggi è stato costruito, e prolungheremo la vita dell'investimento probabilmente di 20 o 30 anni. Il modello da cui proveniamo degli anni 80 e 90, in cui c'era questo contrasto tra l'idea di una transizione verde e la grande industria e l'utilizzo delle carboniose, è un modello che non è destinato a svilupparsi. Noi ad oggi abbiamo un sistema industriale che va preservato sia negli investimenti che a livello occupazionale. Ora, tutti noi sappiamo che tra il momento in cui un investimento non è più profittevole e il momento in cui questo un altro investimento che verrà pianificato, che potrebbe essere quello verde, andrà a mercato e avrà la capacità industriale di essere equivalente a quello che andiamo a distruggere, c'è uno iato temporale, c'è un tempo in mezzo. Questo tempo che noi affrontiamo è quello che vuol dire distruzione di PIL e distruzione di occupazione, più impatto nel sistema bancario ed altro. Invece noi dobbiamo creare una continuità e cogliere l'opportunità della nervatura che abbiamo nel sistema industriale e dei consumatori, farla diventare un'opportunità, da che io consegno molecole carboniose. Molto interessante. Ma come lo producete l'idrogeno, per curiosità? L'idrogeno verde viene prodotto per elettrolisi, quindi si prende l'acqua,
la si colpisce con un elettrone, elettrolisi, la H2O, giusto, quindi un ossigeno e due idrogeni, si libera l'ossigeno nell'aria come fosse un albero e si trattengono le molecole di idrogeno. A questo punto abbiamo l'idrogeno. Quando poi lo usiamo in combustione, a qualunque titolo, anche semplicemente bruciandolo, l'ossigeno e l'idrogeno rivede l'ossigeno, si incontrano, si riuniscono, diventano nuovamente una molecola d'acqua e rilasciano un elettrone, quindi energia che viene utilizzata per vari utilizzi. Lo scarico, il residuo di questo, i gas di scarico che sono una macchina, è vapore acqueo, quindi noi prendiamo acqua, liberiamo ossigeno, trattoniamo idrogeno, ribruciamo l'idrogeno e restituiamo acqua all'ambiente. Quindi quando si pensi che diciamo sì, ma useremo l'acqua per fare il carburante, certo la usiamo inizialmente per fare il carburante, ma la quantità che prendiamo la restituiremo poi sotto forma di vapore acqueo. Lo scarico, per intenderci, si può bere a valle della combustione. Quindi il processo è virtuoso e perfettamente circolare e non impatta a livello ambientale sugli stock fondamentali di acqua e di altri materiali necessari al funzionamento del sistema mondo e paese. Interessantissimo e fra l'altro è stato veramente chiarissimo. Presidente